Questa trasmissione è offerta da Tecno 2. Benvenuti al punto, benvenuti a Telefriuli, benvenuto al sindaco di Tricesimo, Giorgio Baiutti. Caro sindaco, bentornato al punto. Buongiorno, grazie a voi. Buondì. Eccoci qua. Allora, affrontiamo subito il problema della viabilità, perché le 3 settimane è sempre sulla bocca di tutti, c'è sempre più traffico, ma ci sono anche tanti servizi, tanti insediamenti anche economici che insomma vediamo non oltre alle concessionarie, anche il resto mi pare, no? Sindaco, come va la situazione della viabilità? No, la situazione, diciamo così, è leggermente migliorata per ciò che attiene al piano viabile della strada, nel senso che Friuli Venezia Giulia Strade, fortunatamente, dopo alcune sollecitazioni che erano andate avanti per alcuni mesi, ha deciso ed è stato realizzato nello scorso mese di novembre il rifacimento di tutto il tratto centrale della statale 13, quello che attraversa proprio il centro di Tricesimo, che aveva degli avvallamenti e dei cedimenti molto pericolosi per la viabilità. Adesso anche la provincia, diciamo così l'EDR, che ha sostituito le vecchie province di Udine, ha avviato i lavori di ribitumatura di 2 delle 5 strade ex provinciali che pervengono a Tricesimo, che Tricesimo purtroppo, come dicevi tu, ha un traffico purtroppo molto carico, perché oltre alla statale 13 ci sono ben 5 strade ex provinciali che convergono appunto su Tricesimo, dipartono da Tricesimo. E per il resto, ad esempio a gennaio adesso verrà avviata la realizzazione da parte di privati di una rotonda di dimensioni ridotte in corrispondenza di un complesso commerciale, il complesso commerciale Il Famila, e dopodiché a gennaio firmeremo come comune, assieme a Friuli Venezia Giulia Strade e all'ANAS e alla Regione, una convenzione in base alla quale Friuli Venezia Giulia Strade realizzerà la rotonda nella Piazza Verdi, dove il comune nel corso del 2020 aveva acquistato 5 immobili che erano tra l'altro disabitati e li aveva demoliti, creando lo spazio appunto per poter realizzare questa rotonda che eliminerà almeno uno dei 3 semafori. Quindi cambia volto Tricesimo in sostanza. Sì, questo, io spero che anche il fatto di eliminare un semaforo, ecco, ci consenta anche di avere una maggiore scorribilità del traffico, maggior sicurezza anche per pedoni e cicli, perché le rotonde comunque, al di là dei difetti che possono avere quando si accumulano diciamo così auto in coda, comunque rallentano senz'altro il traffico rispetto a situazioni che se no sono difficilmente governabili con un traffico così importante come quello di Tricesimo, che come ho detto più volte, ecco, supera i 20.000 veicoli al giorno. Comunque sì, ormai siamo abituati alle rotonde, siamo ormai assuefatti a questo tipo di guida, no? Poi c'è un'altra opera in corso che mi pare che l'ultima volta che siamo visti, oltre alle scuole, tutte queste robe qua che mettete la manutenzione, state avviando anche altre opere in corso, no? Sì, noi abbiamo in corso la ristrutturazione e l'adeguamento antisismico della casa di riposo, che è un cantiere molto importante che sfiora i 4 milioni di euro, 3 milioni e 8 erotti. Lì purtroppo abbiamo avuto alcuni ritardi da parte della ditta esecutrice dei lavori, confidiamo che questi ritardi vengano recuperati nei prossimi mesi. Entro il mese di gennaio dovrebbe essere posta in essere la copertura dell'immobile, del grande immobile, della struttura, e dopodiché le opere, diciamo così, strutturali sono sostanzialmente concluse. Si passa dopo ai lavori di efficientamento energetico che valgono circa 1.100.000, quindi tutti i cappotti esterni, i serramenti, e in parte dopo ci sarà 1 milione circa di completamento degli impianti interni, cioè tutti gli impianti termosanitari, idraulici, la distribuzione dell'ossigeno nelle camere, insomma l'impiantistica anche per abbattimento barriere architettoniche, tutti questi interventi. Quindi i tempi dovrebbero essere previsti per settembre 2023, però non è escluso, ecco, che si slitti di qualche mese per poter avere in disponibilità la nuova casa di riposo, che tra l'altro avrà, diciamo così, vedrà il ritorno dei nostri pazienti
che in questo anno e mezzo di avvio dei lavori sono ospitati alla Zaffiro, che è stata organizzata nel cosiddetto Green Hotel di Italia 90 a Magnano Insomma, Riviera. modernizzata la struttura, che è sempre molto richiesta a Trecesimo, perché mi pare ha una buona nomea, e per cui la modernizzazione era dovuta in sostanza, no? Sì, no, è una struttura, diciamo così, a dimensione proprio umana, chiamiamola così, tra virgolette, nel senso che 88 degenti, ospiti, ecco, in qualche modo, con il personale che c'è, con la disponibilità anche del personale sia infermieristico, di assistenza, diciamo così, ha una dimensione molto familiare, quindi anche la gestione della mensa noi la facciamo direttamente con cuoca, aiuto cuoca, i servienti che sono locali, e quindi insomma c'è una massima soddisfazione che si accompagna anche a una delle tariffe giornaliere più basse della provincia di Udine, perché noi siamo in assoluto appunto i titolari di casa di riposo con le tariffe più basse. Bene, complimenti sindaco. Allora, poi c'è il bilancio, no? Il bilancio avete dovuto in qualche modo rivedere sicuramente tante cose, perché la questione energetica, prima la pandemia, poi la questione energetica, poi la recessione, quindi le ditte chiederanno qualcosa di più, adeguamenti, eccetera, quindi avete fatto dei tagli o siete riusciti a tenere botta? No, dei tagli no, cerchiamo di mantenere, adesso stiamo sviluppando appunto un po' questo confronto anche con gli uffici per la parte relativa alle imposte, alle entrate. I costi sono inevitabilmente aumentati come per tutti i comuni. Noi cerchiamo sostanzialmente di mantenere inalterate tutte le tariffe, cercheremo, ecco, di limare, se riusciamo, qualcosa, ma non in negativo, in positivo, proprio per far fronte ad una criticità che si è registrata nell'aumento dei servizi sia del gas che dell'energia elettrica, che parrebbe però in questo periodo, insomma, poter tornare a scendere leggermente, quindi venendo incontro anche alle criticità che hanno i comuni, insomma, ecco, nella gestione di questi servizi. Quello che pesa più di tutti in assoluto ovviamente è l'illuminazione pubblica, poi c'è anche la gestione appunto delle strutture scolastiche, della stessa casa di riposo e delle altre sedi, degli impianti sportivi, insomma c'è un po' di spesa in più che cerchiamo, vediamo se riusciamo a riassorbire con i volumi di bilancio attuale. Bene, e con il personale come siete? Perché siamo a fine anno e molti vanno in quiescenza, molti c'è un turnover, no? Insomma, no, noi abbiamo avuto, diciamo così, alcuni pensionamenti anche lo scorso anno, adesso siamo in linea, diciamo così. Oltretutto forse Tricesimo, al pari di altri comuni delle dimensioni tra 7, 8, 10, 12, 15 mila abitanti, risente meno della fuga di dipendenti dai piccoli comuni. Io capisco, avendo fatto il sindaco anche in un comune più piccolo, che nei comuni piccoli il dipendente comunale è chiamato a svolgere diverse funzioni. Sono pregi e difetti, però sei in una situazione anche in cui, diciamo così, c'è diciamo così, rapporti anche umani tra dipendenti che sono meno impersonali di quelli che possono magari accadere in comuni più grandi. Sì. Nei comuni più grandi è chiaro che, diciamo così, la ripartizione del carico può essere fatta tra un numero di dipendenti maggiore, che consente anche di non avere quel carico, ecco, di tensione, di lavoro, di preoccupazione che invece interessa maggiormente i comuni più piccoli. Quindi, riassumendo, a Tricesimo tutto sommato, ecco, sul piano del personale non abbiamo avuto vie, cioè fughe di dipendenti. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare con la struttura che abbiamo con grande disponibilità e volontà di fare. Insomma, nella normalità, ecco. Senti, sindaco, tu hai una grossa esperienza anche di consiglio regionale, insomma, sei stato un funzionario di grande livello, eccetera. Un suggerimento alla regione per il personale, perché dicono che anche la regione ha problemi di personale, ma i piccoli comuni reclamano il fatto che sì, è vero, ci avete dato un aiuto per PNR in qualche comune, eccetera, però soffrono ancora. Quindi o la strada delle convenzioni forzata, tra virgolette, o l'unione dei comuni, insomma qualcosa bisognerà fare, perché andando avanti così ci sarà sempre più penuria di personale. Tra parentesi, il posto fisso non attira più come una volta.
Ecco, no, quest'ultima considerazione è vera. La partecipazione ai concorsi pubblici non è più quella di una volta, c'è una diminuzione proprio drastica, ecco, del numero di partecipanti. Ricordo concorsi con 1.500-2.000 persone, insomma, per 3-4 posti messi a concorso. Adesso effettivamente c'è una partecipazione scarsa, c'è un numero di Sì. partecipanti poi alle prove ancora più ridotto, e un numero anche di candidati dichiarati idonei che ancora è molto basso, ecco, rispetto a quelle che possono essere le aspettative. È chiaro che la Regione di suo non so quanto possa fare. C'è stato un momento in cui ha, tra virgolette, sottratto a tanti comuni delle professionalità di alto livello, perché 3-4 anni fa, quando c'era una carenza di personale già in regione, c'è stata con bandi appunto regionali Dei dedicati a transiti. coloro hanno, diciamo così, favorito, ecco, la fuoriuscita dai comuni di figure professionali molto importanti che sono finite in regione e che hanno arricchito senz'altro il patrimonio del personale regionale, però dall'altro lato hanno impoverito, ecco, quello dei comuni. Lì secondo me, cioè, più di tanto la regione non può fare. Ha comunque in essere ancora il vincolo che prevede che nei comuni più piccoli non ci si possa o non si possa richiedere il trasferimento per mobilità se non dopo un certo numero di anni. È chiaro che però i dipendenti sono anche in virtù di una pluralità di concorsi che si aprono in ogni dove, sono tentati dal fare altri concorsi, e quindi in quel caso comunque si spostano. Ecco, non è che possiamo inserire negli organici dei comuni altre persone per decreto. Potrebbe, diciamo così, in caso di surplus di personale, favorire anche il distaccamento con indennità di persone della regione all'interno dei piccoli comuni, ma non è una cosa sempre facile, insomma, no? Ecco, per finire, gli eventi natalizi ci sono, no? Sempre in Sì. quel Tricesimo, perché è un comune molto vivo e poi insomma si presta anche la zona. Sì, abbiamo fatto, diciamo così, alcune iniziative già nei primi giorni di dicembre, con l'apertura di un paio di mostre, una festicciola in piazza in occasione dell'illuminazione dell'albero di Natale delle luminarie. Questo fine settimana ci saranno altre 2 giornate di attività di questo tipo, dedicato anche ai bambini, dedicate ai bambini. Dopo un evento al quale ci tengo personalmente come sindaco, ma ci tiene l'amministrazione, coinvolgendo tutte le associazioni del circondario, oltre che quelle di Tricesimo, ci sarà un concerto importante dell'orchestra Ferruccio Busoni di Trieste in Duomo il 30, venerdì 30, nel corso del quale, ecco, l'intendimento è quello di raccogliere, assolutamente ovviamente gratuito, ma con un gesto di solidarietà nei confronti dell'istituto psicopedagogico Santa Maria dei Colli di Frailacco, che è l'istituto, diciamo così, in parte gestito dalle Sorelle dei Poveri di Caterina da Siena, che si impegna da 60 anni a favore delle persone gravissime che sono, diciamo, che hanno necessità di assistenza. Un giorno di festa all'insegna della solidarietà, in sostanza. Sì. Bene, Okay. bene. Bene, allora vedo che abbiamo finito l'intervista. Io lascio libero il sindaco, perché è chiaro che come diciamo, gli impegni ci sono, e quindi alla prossima, sindaco. Grazie, Grazie Enzo. Questa trasmissione è stata offerta da Tecno 2.